In che volte la in nomine di Gesù arrivate sorellis dal tetrarca Erode, che urdisea ai suoi fameis, quel chi alle Gioan il Battista, che le risurì dai morti, difatti, le sos virtuts miracolosis e operin in lui. Erode, dopo di aver chiappato e incadenato Gioan, lo aveva mettuto in prigione per colpe di Erodiade, femmine di suo frate Filippo. Perciò che Gioan gli diceva, non ti è permittuto di tenite. Sebbene che voleva farlo fuori, aveva riguardo al popolo che lo riteneva un profeta. Un dì, che Erode al finiva Jains, la figlia di Erodiade è ballata innanzi d'occhi e piace tanto a Erode che con tanti giuramenti gli imprometté di dare tutto ciò che domandava. Allora saborata di somari, gli domandò: dammi qua, sunt una guantiere, il chiave di Gioan il Battista. Il re si avvilì, ma per colpa del giuramento e per riguardo invidato, all'ordinò che la sua domanda fosse accettata e al mandò a copare Gioan in paraison. Il suo chiave lo portarono in suntune guantiere e gli al consegnarono alla fantacciute e gli al passò a somari. I discepoli di lui e venirono a chioli il suo corpo e lo sapolirono, poi l'erano a contare il fatto a Gesù. Quando Gesù al venire a Savele, al partì di lì con la barca per ritirarsi in un luogo deserto. Gli suolis, appena saputo, e taccarono a lei da ora rapito, sicché, quando lui arrivò, al chiatà un nevore di gente. Allora, al sentì compassione per loro e al guarì i loro malati. Sore sera, si facerono indenanti i suoi discepoli a dire: il puesto è deserto e è già passata l'ora. Torna a mandare in da gli suolis perché le dinte ai borghi a comprarsi di mangiare. Ma Gesù rispose: non convente che si inledin, datio di mangiare altri. Loro gli rispondero: non venne qui, non me c'è pans e 2 pes. E lui ordise: portai mai qui. Gli ordinò alla in di sentarsi sulla iarbe, poi al chiappai 5 pans e i 2 pes, e alciazzi voi viars dal ciel, al disè la preghiera di benedizione, al crevai i pans, e ora idee di sepui e l'ora alla int. E doi a mangiare in fin passus, dei tocs restati e portare in via 12 portis plenis. Chi che aveva mangiato, e erano sui 5.000 oms, senza mettere in conto femminis e canae. Subito dopo, all'ordinai di sepui di spesseà a montare sulla barca e di là denandi lui su che altre rive, intanto che lui al vares mandate via la int. Ma finì di mandare via la int, all'è sulla mont, fur di man, a preà. Rivada gnot, agliera di Bessul, diel che la barca e iere qualche mie lontane de tiare, sbolottate de sondis, che di fatto all'era l'aier contrari. Sul cricat al dè, Gesù al vegni viars di loro camminando sul mar. I discepoli, viodinlo a camminare sul mar, e chiappare un gran spacco, scrupulant che si trattasse di un fantasma e pepore e taccarono a berlà. Ma Gesù urfevelà subito dicendo: facessi il cur fuarto, se io non stete a vepore. Allora Pieri lo prea dicendo: Signore, se tu sei proprio tu, comande che venga anch'io fin lì di te sull'aghe. E lui, ven. Allora Pieri al dismontare le barche e al taccare a camminare per giore dell'aghe, l'ande bande di Gesù. Ma viodint che l'aier al soplave masse fuart, lo gaffà la pore, e stant che al taccave alla sot, al berlà desint: Signor, salvimi. Gesù, a spessias lungia la man, lo chiappà e gli disse: om di poche fede, perché moato dubitat? Montato sulla barca, d'aier al cessà. Chi che erano sulla barca, si buttarono in genoglon denandi lui dicendo: tu sei proprio il figlio di Dio. Finita la traversata, arrivarono a Genezaret. La in da Luc, riconosciuto, e slardiarono una voce per tutta la regione, e così
e portare in ogni sorte di malato, e lo preavano di poter toccare magari dove loro devieste, e dove che arrivare a tocchiarlo ed era indicato.